Serie B-Win. Tutti i colori della passione. All'Osso l'Alvarese non perde da 2 anni e mezzo e non è il caso di cominciare adesso con una sfida playoff delicata alle porte, quella contro il Padova, valida per la 38esima giornata della Serie B-Win. Il Varese non perde dal 12 di febbraio, 0-1 a Pescara, poi 8 pareggi e 3 successi, ancora imbattuto dal canto con il suo Padova, 3 pareggi e 3 successi. Arbitra il signor Calvarese di Teramo. Dopo 22 secondi il Padova spaventa il Varese con un'azione personale di El Shaarawy che tenta la giocata d'autore, ma il suo destro prende il volo. La risposta del Varese arriva al terzo minuto con una punizione timida di Nadarevic che va a sbattere sull'esterno della rete. Brutta conclusione del bosniaco del Varese. La giornata è molto importante per Sannino perché oggi 30 aprile compie 54 anni. Il Varese si fa vedere al 17esimo con un'azione personale di Pereira che scarica per Ebagua, sinistro piazzato debole, Cano in corner va a depositare la sfera per evitare guai peggiori. Il Varese resta avanti però con un colpo di testa debole di Pisano che finisce tra le braccia di Cano. I veneti sono troppo remissivi e così il Varese prova ad affondare il colpo con Neto Pereira che va in profondità, mette in mezzo, Cano travolge Ebagua, la sfera arriva a Usucica, colpo sicuro, batte verso la porta ma trova un difensore sulla riga a negargli la gioia del gol. Siamo al minuto 37, è l'occasione più clamorosa di tutto il primo tempo. Rivediamo ancora Cano che interviene in maniera non proprio ortodossa su Ebagua e poi Osuji che si mangia un'occasione clamorosa. Il Varese ci prova anche dalla distanza, però le alternative sono molte nella squadra di Sannino. Questa volta è Frara con un destro debole e centrale. Al 45esimo, proprio allo scoccare della fine del primo tempo, El Shaarawy ha questa occasione con un destro debole, Zappino si complica la vita, va a parare in 2 tempi, Ardemagna prova a intervenire anche se era comunque in fuorigioco. Finisce qui il primo tempo 0-0 con un Varese che si è fatto apprezzare di più, si comincia senza cambi e dopo 2 minuti l'atteggiamento aggressivo è lo stesso del Varese con questo sinistro di Ebagua deviato da Legati che con una scivolata disperata sposta la sfera in calcio d'angolo. Al minuto 49 c'è una combinazione tra De Paula e Ardemagni, destro di prima intenzione, alto sulla traversa. C'è solo il Varese in questo scorcio di gara, corner di Nadarevic a giro con il mancino, Cano resta inchiodato sulla linea di porta ed è addirittura Pesoli con il polpaccio a respingere la sfera che era indirizzata verso la porta. Nel cuore della ripresa cominciano i cambi, in casa Varese entra Tripoli al posto di Nadarevic, in casa invece del Padova entra il giovane senegalese Dramé, classe 92 al posto di El Shaarawy. Timidamente il Padova prova a rendersi pericoloso al minuto 79, punizione di Italiano, colpo di testa di Ardemagni che schiaccia troppo addosso a Zappino che non ha alcun problema a trattenere la sfera. La partita scivola un po' nell'indifferenza nel finale, c'è però la grande occasione per il Padova proprio al minuto 93, cross di Bovo per il nuovo entrato Dramé che va vicino al gol che avrebbe deciso l'incontro, girata e la palla colpisce all'esterno della rete. Finisce così 0-0, si allungano le strisce positive di Varese e Padova, poche emozioni, però il Varese in attesa della partita del Novara contro il Siena si issa da solo al terzo posto in classifica.